Ma buongiorno Lorenzo, Professor Maggi, finalmente la rivedo nella location della famosa trattoria che si chiama la trattoria? Il Corno. Bravissimo. Il Corno. Lei è una memoria eccezionale. Tra l'altro fra poco mangeremo, però che occasione ghiotta per parlare delle elezioni regionali che si sono terminate ieri. Oggi è martedì, quindi noi stiamo registrando di martedì. Come sono andate? Hanno riservato delle simpatiche sorprese. Simpatiche per chi? Per te? Simpatiche per me non tanto, perché il mio partito ha preso una botta, cioè non ha preso una botta, non ha avuto una grande affermazione. Io sarei sempre di Sforza Italia. Ecco, ricordiamo un pochino i dati così al volo. Lega che asfalta un pochino Lega che ha un grande successo elettorale, Fratelli d'Italia che invece si trova molto ridimensionata, il presidente che è della Lega che sfora tutti i record, e quindi Stefani è il presidente della regione Veneto per i prossimi 5 anni. Avete visto che ha omesso Forza Italia? Forza Italia sperava di prendere molti più voti, invece si è affermato un po' le sue ambizioni. Ma tu che sei uomo navigato di politica, l'avevano previsto tutti i soloni della politica, i politologi? No. O ogni volta non ci prendono? Diciamo che l'elettorato è giustamente mobile. E sai com'è, a volte te che ciapi, a volte non te che ciapi. In questo caso, secondo me, lo stupore per i risultati della Lega l'hanno avuto per primi i leghisti, che non pensavano. Secondo te l'effetto Zaia è stato ancora una volta determinante? L'effetto Zaia c'è stato. Poi qui ci sono due interpretazioni. Chi dice che per Zaia è il canto del cigno perché poi non potrà più rimanere in regione, e quindi grande risultato dei veneti a favore di Zaia, in modo da ringraziarlo per le tante cose che ha fatto. Chi dice invece guardate che Zaia non se ne va, rimane qui, e sono le questioni dei prossimi giorni, sai. Allora, ritorniamo su provincia di Rovigo, visto che ne parliamo, siamo rovigocentrici. Tu sarai più Basso Polesine, ma però questa volta mi allargo. Cari telespettatori, dovete sapere che il professor Maggi è Basso Polesine centrico. Una volta, da qualche mese, ha cominciato ad apprezzare le beltà del resto del Polesine, e questa è una soddisfazione, mi fa piacere. Quindi ricordiamo che sicuramente Fratelli d'Italia ha come esponente un consigliere la Valeria Mantovà, in odore anche di essere assessore, in odore di essere molto, diciamo, e che poi Cristiano Corazzari, anche questo è stato sicuramente un successo personale di Corazzari. Notevole, perché Cristiano Corazzari aveva due competitor molto consistenti, molto bravi. Fra l'altro la corsa per le preferenze in questo appuntamento elettorale, in questa tornata elettorale è stata notevole, quindi finalmente il materiale è arrivato casa per casa, i cittadini hanno potuto decidere chi votare, che è sempre una bella cosa per la democrazia. L'unica cosa invece negativa, molto negativa, è che c'è stata una riduzione di quasi 12 punti di sì, quindi vuol dire un 40% va a votare, un 60% no. Allora, secondo te quali sarebbero gli strumenti per recuperare quel 60%? Perché poi che quel 60% lì potrebbe veramente cambiare molte cose. Abbiamo già visto come una cosa populista / mediatica tipo Grillo potrebbe convogliare molti voti, e quindi questo potrebbe essere anche un pericolo. Mi consenta, professor Maggi, io ho visto una cosa: quando c'è un aumento della partecipazione al voto o quando c'è una diminuzione della partecipazione al voto, non ci sono mai ci sono grandi cambiamenti. Per cui quando la gente non va a votare proporzionalmente per i partiti che ci sono, o va a votare proporzionalmente per i partiti che ci sono. Cioè, è che la qualità della democrazia ne perde se solo il 42, 43, 44% dei cittadini vanno a votare. E questo che i cittadini che non sono andati a votare non capiscono, perché sbagliano in modo molto, secondo me, molto grave,
perché la loro non partecipazione al voto determina che in pochi varrebbe la pena di descrivere le teorie di Gaetano Mosca e di Vilfredo Pareto sulle minoranze organizzate, cioè delle minoranze organizzate governano un paese e sono minoranze. E poi un'altra cosa che viene sempre fuori, ma i giovani non si avvicinano alla politica, però innanzitutto il presidente della regione ha 33 anni. Infatti non è vero che i giovani, ci sono dei giovani che si avvicinano. No, tra l'altro tutti i sindaci molti sindaci della provincia di Rovigo, visto che quella che conosco io, sono under 30 o under 40 al massimo. Verissimo. E ciò nonostante, perché anche loro non riescono ad avvicinare? Cioè, effettivamente, poi nelle statistiche i ragazzi più dai 30 anni in giù non vanno a votare. È un fenomeno generalizzato e trasversale. Non esiste una ragione specifica, bisognerebbe affrontarlo in modo... Potremmo fare, lei che vuole fare una pièce teatrale, sì, potremmo affrontare il problema, ma la partecipazione, dove l'avete lasciata? A casa? Che come diceva Gaber, la libertà è partecipazione. La libertà è partecipazione. Pensavo che lei citasse quella bellissima trasmissione di Gaber che diceva libertà obbligatoria. Ah, sì. È vero, è vero. E quindi dai, alla fine soddisfatto o meno? No, personalmente sono molto soddisfatto perché intanto è andata da votare 42, 43, quasi 44% di elettori. E qua non sei soddisfatto? Purtroppo Forza Italia il mio partito ha preso meno di quello che avrebbe potuto prendere, però la provincia di Rovigo ha dimostrato come sempre una grande vivacità che non mi aspettavo. Un'altra analisi del voto anche della provincia di Rovigo, non è che su queste elezioni si è imbarcato anche persone non proprio ferrate moltissimo sulla politica? Come sempre, sai. No, però anch'io non sono di primo pelo, però una volta c'era, e ritorniamo al nostro discorso che lo facciamo ormai da 5-6 anni, manca la scuola di politica. E venendo meno i partiti organizzati, viene meno un luogo dove gli argomenti vengono discussi, approfonditi, sviscerati e quindi poi attraverso i giornali, attraverso lo sprizzetto, attraverso l'opinione pubblica, attraverso varie soggettività, i problemi vengono affrontati, gli argomenti vengono... Cioè, nel senso che si chiama qualcuno perché magari ha 50.000 follower oppure... Certo, certo. E questo è a discapito anche della qualità poi delle persone che portiamo. Per esempio, io immagino anche lei, abbiamo tanti amici che ci dicono, bello lo sprizzetto, avete affrontato quel tema di cui non sapevo niente, ho imparato di più. Evidentemente c'è una carenza strutturale, ma sono i partiti, sai, sono i partiti che devono fare attività politica nel territorio, cioè non sono loro che devono fare un'iniziativa. Io mi ricordo anni fa, non per ricordare quando c'ero io, no, ma anni fa si facevano decine di riunioni con decine di relatori, cioè c'era tanta gente preparata. Adesso anche un sacco di gente che non sa niente e parla e sa più a Musa e Strazzaro, scusandomi per la per Strazzaro. Quindi possiamo fare una proporzione. Sì. Politica sta la politica sta alla mancanza di scuola di partito, come il lavoro sta alla mancanza dell'apprendistato. Bravissimo. E infatti aumentano gli incidenti sul lavoro perché non c'è una coscienza professionale che riesce ad essere trasmessa in modo positivo, perché gli incendi sul lavoro avvengono per mancanza di preparazione, per mancanza di cultura del lavoro, per tante cose. Per tante cose, sì, non è solo questo. No, sono molte le cose. Sì. E un incidente sul lavoro è una vera tragedia. Detto questo, aspettando che ci portino da mangiare, sì. Facciamo un secondo break. Bene. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci.